Alla Catalla. Poi chi è, ragazzi? Fantastica. Signor Castiglia, ci fai chelare? Alla Catalla con Giuseppe Castiglia. Caro Gianfranco, ho come l'impressione che tu oggi ne esci de me mano. A me quando mia madre mi diceva tu oggi ne esci de me mano, io cominciavo a preoccuparmi, sono anche uno alto e grosso. Pensa tu che grosso sei un non direi, grosso un non direi. però voglio dire, mica Alto sono sì, grosso un no. fuscello, no, grosso non si intende, pongio. Però è sai, una io rozzone. non mi preoccupo più di tanto. Non ti preoccupi? Assolutamente no. Vabbè, in ogni caso credo che tu oggi uscirai dalle mie mani, non so perché ma ho questa impressione. Abbiamo una torta perché la nostra Angela, una delle voci del nostro radiogiornale, Dov'è oggi finita? compie gli anni. Sì, oggi fa non il so dove sia compleanno. andata, credo che sia andata a procurare qualcos'altro per organizzare la festa. Si avvicina il mese dell'anniversario, che è il mese di giugno, ormai lo sanno tutti perché Il questo giugno è... alle Zaghere. Esatto. Canta Catalla è un altro avvenimento che avrà a che fare con la nostra trasmissione e con le Zagare. In pratica cerchiamo talenti, persone che cantano e vogliamo quelli che non sono stati presi a X Factor, capito? Chi che sono pigliati di collera perché là non si pigliano. Come si fa a partecipare, Gianfranco? Lo vuoi spiegare? Basta venire qui da noi e consegnare il proprio demo in Una demo una che chiavetta, sia insomma una canzoncina, magari cantata a chitarra e voce, con una Esatto. base e voce, con karaoke, con canta tu, do Mi citofono, raccomando. registrata con telefono, con l'iPhone, con l'iPad. L'importante è farcela pervenire Ecco, in MP3. in MP3, in modo che sia facilmente gestibile, possiamo ascoltarla e valutarla. Il primo messaggio promozionale oggi, sai a chi lo dedichiamo, Gianfri? Ma perché non si vede più la telecamera numero 1? L'abbiamo staccata? Forse si è spenta forse. Ma come si è spenta? Io la vedo accesa, però non è collegata. Ecco, la tua è collegata, la mia non è collegata. E niente, Vedi, oggi è buia, è buia. Mi fa ti dispetti, ti faccio dispetti. Ma Ma mi non fai sono stato sabotage, io. mi fai? Non sono stato io. Ma perché io ti rogno coppa con co? Come ti chiami tu? Ciccio, lui è Non Ciccio Ciccio, Russo. piglia Ciccio e tu un bico da faccia, stai attento, te lo sto dicendo. 23 370, hai capito? Sono veramente una marea di amici. C'è già scritto l'argomento, chi sta guardando in questo momento se starete lo può leggere. Alla Catalla amici, oggi parliamo di fiabe, ne abbiamo parlato tante altre volte, ma oggi voglio sapere quale personaggio vi piacerebbe essere e perché, va bene? Anche perché ogni personaggio magari ha un suo significato intrinseco. Uno dice voglio essere Biancaneve, ma perché? Puoi riprendere questo vattio che stanno facendo qui? Cioè su copiettino, guarda, fucchiettina, c'è anche il... Ma vuoi farlo vedere il anche puff. in TV? È inquadrato? Sì, vabbè, no, non si vede perché la telecamera grande non arriva, però c'è Jessica di Domus Betta che praticamente oggi viene a mangiare a casa, Si capito? sta ricriando Cioè, praticamente. ognuno trova i cipollini, ognuno Sì, angaglia sì. vi scotta la monica, ognuno trova una torta, un coppo ciocchianotto, una volta c'era sessa al limone, capito? Buongiorno. Com'era la torta intanto? Buonissima, Buonissima, grazie, hai capito? Sta diventando un vitello per Ecco, hai capito? Di Paola, non la mannare più e chi sta con te semente, cacca, non è che... Hai capito? Oh, che tra l'altro non ce la scomputano dalle spese a Jessica. Che ci metti? Torta Jessica, come ci metti? Ci pare una macca della motta, no? Dell'algida, torta Jessica, algida. La mamma di Giovanni. Fantastico. Oggi niente scuola. Oggi festa dell'autonomia siciliana. Che manco lo sapevamo. 2 anni che l'abbiamo scoperto. Che facciamo questa cosa. Sì, infatti. Vabbè, niente, non è che puoi riprendere tutto, loro sono minorenni, no? E va bene, mi danno l'autorizzazione verbale. Sì, l'autorizzazione verbale, vabbè, autorizzate questo individuo a mandarvi su Sì, ti internet. autorizzo. Su internet. C'è la mamma, è una malata di alla Catalla anche lei, evidentemente. Quindi. Buondì Patoffi, è da un po' che non mi faccio sentire, ma in questo periodo sono indaffarato come il pazzo. Ma la prossima settimana vi prometto che vi vengo a trovare, così vi porto i calapotrospifi. Il Hai pirintino. capito? Bastardo. Gio Marino dice il lupo di Cappuccetto Rosso, proprio hai visto? In quanto non eroe ma protagonista essenziale, in quanto antitesi della bontà, senza di lui non esisterebbero il lieto fine, dice, in pratica è l'alibi per i buoni. Esatto, è vero. Ha fatto esattamente la disamina che penso anch'io, caro Gio Marino. Pronto? Pronto?
Pronto? Oh Pippo, ma che fai? Se chiami rispondimi, no? Sono Giuseppe il Matelico e volevo dedicare questa canzone a Jessica. Ok? Jessica. Questa canzone è bella, lo strofavola da Giuseppe il Matelico. Ma oggi come mai mi parli in italiano? Piano, avanti, salutare. Ecco, ciao. Alfina Borzì dice Heidi, ho sempre sognato di fare l'altalena come Heidi, senza sapere d'altalena un era pennuta, perché tutti si chiedono, ma andare da montagna, do pizzo la montagna di Heidi, st'altalena, un era allappata, cioè si vede Heidi che fa l'altalena nella parte più alta di tutta la Svizzera, giusto? E però fa l'altalena, cioè da quale avolo è allappata questa altalena? Dov'è? Effettivamente se lo chiedono in molti, eh? Dov'è? Sul pisello del pisello magico? No, parlo di quello del fagiolo. Sì, hai avevo già capito, no? capito. Poi, ciao Peppe Gianfri, io vorrei essere Ariel, un detessivo? No, Ariel. La sirenetta. La sirenetta. Per vivere sott'acqua, Comics sarebbe senz'altro Brontolo, il nano antipatico di Biancaneve. Un bacio. Grazie per l'antipatico. Ma chi è che ti trova così antipatico? No, non lo so. Aspetta, Vedo che hai tanti amici. Chi è che ha scritto? Non lo so, Non lo so, vabbè. non lo scrive. Un programma radiofonico in diretta qui dal centro commerciale Le Zagare all'interno del nostro stesso box che si chiama Così fan tutti, quasi tutto è pronto, insomma siamo belli carichi. Non sarà un programma solo di musica a quanto No, pare. assolutamente no, ci sarà ironia naturalmente perché dopo una giornata intera fino alle 18 si aspetta insomma di finire, di smontare dal lavoro per la maggior parte dei siciliani, catanesi e non solo, e poi ci si mette in macchina, ci si mette in bici, si corre, si sta a casa e si ascolta Così fan No, tutti. ci sono quelli che devono fare adesso la prova costume, quindi corrono spietati sul lungomare di Ognina dove con la peraltro... pancerina e neoprene. Sì, tra no, l'altro. la cosa della pancerina e neoprene sicuramente c'è, però la cosa triste è che lo fanno un passo un miliardo di macchine, no? Ecco. Ma dico io, vattene a correre, chissà, c'è la nuova quercia, no? Che non c'è nudo, vattene a correre, che ne so, un se ne va a Tonietta a fare il riprese, che già c'è l'aria buona, vattene a correre alla playa a Catania sulla sabbia, vattene a correre al boschetto, no? A correre da, perché da ti virano, Perché sennò c'è che corre a anche fare, un capito? ottimo movimento di donne, Certo. capite? Perché alla nuova È quercia una chat all'aria Esatto. aperta, capito? È una chat all'aria aperta. Aurelio Rapisarda dice: ciao ragazzi, io direi Aladdin, a condizione di avere pure la lampada magica in dotazione. Almeno esprimo un po' di desideri, già che ci sono, dice. Corradina Ada Triberio dice: nessun personaggio che trova il principe, non mi piacciono le cose sdolcinate. Capito? Quindi personaggi che trovano il principe no. Capito? Magari una relazione tra Cappuccetto Rosso e il cacciatore. Non Capito? sarebbe male Quello per sì. lei, sì. L'appuntamento è a stasera con la replica, ma con la diretta torniamo domani tra le 11 e le 14 su Radio Fantastica in diretta dalle Zagare con Alla Catalla. Ciao Gianfri! Carusi, finito il programma e il signor Castiglia non mi fece ingannare. Alla Catalla, offerto da